Ti dico subito quello che mi ha detto mio padre. Intanto gli ho spiegato bene dove è stato trovato il bambino perché sai che noi sapevamo un po' più sotto e quindi era molto più semplice entrare là. Allora lui mi ha detto questo, ti dico che mio padre è più di 50 anni che ha il terreno là e quindi meglio di lui non lo conosce nessuno quel terreno. Mi ha detto questo, una volta mi ha detto, quindi ti parlo di anni fa, ma tanti anni fa, mi ha detto c'era un viale che portava fino all'altro terreno, quindi su per giù al traliccio. Poi mi fa, è impossibile là perché entrarci, perché lui mi ha detto che una volta si è inoltrato, dopo anni, quindi non c'era più quel viale, si è inoltrato lì, mi ha detto lui queste parole ed è dovuto tornare indietro. Cioè mio padre è uno che ha un fisico che cammina tutti i giorni, quindi non so quanti chilometri si spara giornalmente, quindi non è una persona che non ha il fisico adatto. Poi conosce la zona, infatti lui là non si perderebbe mai perché comunque conosce tutto il bosco fino là sopra la montagna, perché ovviamente gli animali girano e quindi lui deve girare pure, quindi né lui né mio fratello si sono mai persi ovviamente perché conoscono bene la zona. Poi mi ha detto che quindi è tornato indietro, che non è riuscito a passare perché sentiva le campane degli animali e quindi li doveva andare a cercare e comunque è dovuto indietreggiare, cioè è dovuto tornare indietro perché non è riuscito a passare. Mi ha detto così poi, mi fa, là solamente si può passare solamente scavando perché comunque sono, i cespugli sono abbastanza stretti, mi ha detto, erano abbastanza stretti. Poi mi ha detto un'altra cosa che gli ho chiesto scusami, ma dall'anno scorso a quest'anno il bosco è peggiorato oppure è rimasto com'era oppure è migliorato? Si gira mio padre e mi fa migliora perché comunque mi ha detto così, io non è che capisco, lui usa poi le sue parole, mi fa il bosco si alza perché ovviamente i cespugli crescono e quindi magari c'è più spazio per poter passare sotto. Queste sono le parole che mi ha detto mio padre comunque. Dico, io non conosco là perché ovviamente ci vado, però non è che conosco tutti i posti come li conosce mio padre. E quindi lui mi ha detto, anzi, quest'anno è meglio dell'anno scorso perché comunque il bosco si alza. Lo sai perché si spaventano? Perché lui è entrato in possesso di verbali, di cose. Quindi si spaventano ora che venga fuori la verità. Che questi abbiano interessi è sicuro, si è capito e ne danno prova ogni giorno. Più si parla, più le cose vengono tirate fuori, tipo dal fascicolo, e più loro diventano sempre più velenose. Hanno interessi, c'è qualche cosa sotto, sicuro.